Una ministra senza portafogli e purtroppo in questo caso non si tratta semplicemente di un modo di dire per indicare l'assenza di un proprio budget di spesa da parte di un ministro. La ministra del Brasile, Margaret Menezes, una carriera di cantante alle spalle, ma che il presidente del Brasile Lula ha voluto a capo del Dicastero della Cultura del suo governo, è stata derubata di un portafogli e documenti in vaporetto. Arrivata a Venezia, a Piazzale Roma, per raggiungere i giardini dove doveva inaugurare il padiglione del Brasile alla 18ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia dal Tito Hotel, è stata colpita da un borseggio. Sconsolata, non le è rimasto altro che sporgere denuncia contro ignoti. Un fenomeno purtroppo sempre più dilagante è quello dei borseggi a Venezia, come raccontano le parole dell'Associazione Cittadini Non Distratti Franco Dei Rossi, che da decenni è impegnata a contrastare questa situazione. E sinceramente da una parte mi è dispiaciuto, però almeno adesso mette in evidenza il problema borseggi e a Venezia è veramente un disastro. C'è una ecatombe di borseggiatrici e tutti i giorni almeno una cinquantina vengono a Venezia a rubare, sia ragazzi incinta, sia uomini, sia bambine di 12, 14, 15 anni. Numeri sempre più allarmanti che i cittadini segnalano da tempo. Il problema si sta ingrandendo sempre di più. Noi chiediamo aiuto alle autorità competenti e chiediamo anche aiuto anche allo Stato perché cambi la legge, perché con la riforma Cartabia questi ragazzi, questi borseggiatori non possono essere arrestati. Viene raccontato anche un altro caso, oltre a quello oggi salito alla ribalta delle cronache. 2 giorni fa un signore di 97 anni è stato derubato e questo succede spesso, sempre di più le persone anziane vengono derubate.